Toccheranno quota 750 gli studenti delle professioni sanitarie che dal prossimo anno accademico frequenteranno l'Università Treviso, 150 in più degli attuali, complice ovviamente l'attivazione del corso completo di laurea in medicina, inaugurato poco meno di un anno fa con una firma storica tra ULSS 2, Regione del Veneto e Università di Padova. E proprio l'Ateneo Patavino in queste ore ha confermato come i corsisti in tutte le sue sedi, Treviso compresa, debbano munirsi di Green Pass per entrare nelle aule e nei laboratori, così come disposto a livello governativo. Questo per garantire la ripartenza con una didattica in presenza al 100%, ma soprattutto senza riduzione dei posti o limitazioni di capienza che pure restano in altri atenei. Insomma, Padova, come ha sottolineato lo stesso rettore Rosario Rizzuto, crede fino in fondo nella vaccinazione. Resta però l'obbligo di mascherine, igienizzazione delle mani, aerazione degli ambienti e flussi diversificati in entrata e in uscita. Chi tra gli studenti non può vaccinarsi potrà seguire le lezioni da remoto. Regole quindi che saranno applicate negli spazi attualmente utilizzati per i corsi trevigiani in Sala Piarda al Cafoncello, nella sede dell'Ordine dei Medici e nell'ex distretto militare, anche se la stessa ULSS 2 è alla ricerca di nuove aule da dedicare ad attività di laboratorio, informatica e simulazione, e questo in attesa di accentrare il tutto nella nuova cittadella della salute. Le iscrizioni del resto sono destinate a crescere. Nel 2024 si prevedono 1075 studenti.